Benvenuti, oggi è martedì 27 agosto 2024. Il sole sorge alle 6:25 e tramonta alle 19:37. La luna sorge a 00:09 e cala alle 15:22. Oggi si celebra Santa Monica. Il nome Monica ha origine greca e significa monaca eremita. Oggi, 27 agosto, si celebra nel mondo la giornata mondiale per la fine dello specismo, un'idea che concepisce gli animali come esseri inferiori, incapaci di provare sentimenti e dolore. Il termine compare negli anni 70, quando uno psicologo ritenne doveroso estendere il concetto di razzismo al di là della specie umana, fino a comprendere gli animali e tutti gli altri esseri che abitano il pianeta. Secondo la dottrina antispecista, gli esseri umani condividono la Terra con altre specie di viventi, pertanto la convivenza esclude ogni forma di violenza o prevaricazione da parte di un genere verso un altro. Esiste un vero e proprio movimento che chiede di incoraggiare un'alimentazione basata sulle risorse vegetali. Sono 62 le candeline per l'attore comico Pasquale Petrolo, in arte Lillo, quasi sempre in coppia con Greg. I due si conoscono nel 1986 in una casa editrice di fumetti e da quel momento diventano inseparabili a teatro, al cinema, in TV e in radio. Nel 1997 sono tra i fondatori della trasmissione Le Iene. Nel 2021 partecipa come concorrente al comedy show LOL, Chi ride fuori. Dallo scorso anno possiamo vederlo nella serie Sono Lillo, scritta ed interpretata da lui. Festeggia 48 anni l'ex pilota automobilistico australiano di Formula 1 Mark Webber. Dal 2007 ha corso per la Red Bull, vincendo 9 Gran Premi e salendo 42 volte sul podio. Nelle precedenti stagioni ha gareggiato per Minardi, Jaguar e Williams. Infine, oggi compie 38 anni l'attrice romana Greta Scarano. Sguardo magnetico e parlantina sciolta, ha debuttato sul piccolo schermo nella soap opera Un posto al sole. Poi la carriera è decollata con altre serie televisive come Ris, Delitti imperfetti e Romanzo criminale. Ha esordito al cinema con Qualche nuvola di Saverio Di Biagio, poi ha fatto parte del cast di Suburra e del terzo e del secondo capitolo di Smetto quando voglio. Inoltre ha interpretato Ilary Blasi in Speravo de morì prima, serie TV su Francesco Totti. Il 4 volte premio Oscar William Wyler firma la regia di una pellicola che farà la storia del genere della commedia. Il 27 agosto del 1953 esce sul grande schermo Vacanze romane, che vede debuttare per la prima volta da protagonista Audrey Hepburn accanto al già famoso Gregory Peck. La trama è una sorta di favola di Cenerentola alla rovescia, in cui è il personaggio maschile, il giornalista Joe Bradley, a conquistare il cuore reale della principessa Anna in visita ufficiale a Roma. Resta mitica la scena del giro in Vespa, grazie alla quale lo storico veicolo della Piaggio diventa famoso in tutto il mondo. Avete sentito parlare di vasca veloce? Durante le Olimpiadi abbiamo sentito alcuni atleti associare l'aggettivo veloce al termine vasca. Esistono infatti dei parametri da tenere in considerazione affinché chi nuota possa farlo in condizioni ottimali, tra cui la scanalatura laterale della vasca. Possiamo facilmente immaginare l'onda che arriva dalle corsie ed incontra un bordo della piscina più alto del livello dell'acqua. In quel caso l'onda torna indietro e inizia a interferire con le altre onde che arrivano, creando difficoltà maggiore al nuotatore più laterale. Se invece il bordo si trova allo stesso livello dell'acqua, le onde che si formano riescono a superarlo. Buon
Buongiorno ai 12. Oggi la Luna è ambiziosamente congiunta a Giove e a Marte, volitiva e ambiziosa e vuole di tutto. Andiamo a scoprire bene cosa. Ariete, ebbene la Luna in questa posizione vi fa assolutamente gioco, proprio perché oggi è una giornata piena di successo in ambiente sociale, ma anche professionale. Potete imporre comunque il vostro punto di vista e sarete sicuri di essere apprezzati e stimati. Fatevi valere. Toro, la giornata di oggi è una giornata che parla tutta di economia, potreste concludere un ottimo affare, potreste avere a che rivedere delle cose che hanno a che fare con banca, immobili, proprietà, titoli e azioni. Oggi potrebbe essere una splendida giornata per avere una dritta giusta sull'investimento sensato che potrebbe essere un toccasana nella vostra realtà economica. Gemelli, una luna oggi che è protagonista nei vostri gradi associandosi a Giove e a Marte, quindi espandendosi a dismisura ed essendo volitiva e molto combattiva. Quadrerà anche al Sole, per cui i limiti dell'io oggi non costituiranno il solito problema da dover affrontare. La vostra volontà di oggi è spettacolare ed è tutta improntata nella ricerca di una nuova realtà esistenziale. Cancro, la vostra luna oggi dà un vero e proprio spettacolo di sé nello zodiaco, proprio perché gli aspetti che forma tenderanno a demolire un po' dei vecchi concetti, ad abbracciarne di nuovi, ma con un'insospettabile programmaticità. Oggi non sarete i soliti motivi. Leone, la giornata di oggi è una giornata che prevede una luna splendida, visto che tutto il vostro 11° campo, con ospiti così illustri come Luna, Giove e Marte, è tutto dalla vostra parte. Oggi potreste avere una bella notizia, potreste anche voi pensare ad un'espansione che abbia a che fare con la vostra casa e la vostra famiglia. Giornata fortunata per tutto quello che riguarda desideri che si avverano. Vergine, la Luna oggi rincara la dose della quadratura di Giove e di Marte, ponendovi sempre più in crisi e facendovi un po' sgambettare a destra e a manca per risolvere alcune faccende, ma in voi si fa strada l'esigenza di vederci chiaro in una dinamica sentimentale, per cui chiederete a chiare lettere dei chiarimenti o delle sicurezze. Bilancia, la bella Venere sta per arrivare nei vostri gradi, manca poco, eppure questa sensazione di benessere oggi ve la regala la Luna, proprio perché dal suo trigono oggi vi propone viaggio, espansione e socialità, e anche una serata in cui la passione potrebbe regnare sovrana. Scorpione, giornata oggi che prevede una luna che stimola un po' Marte, il vostro distante mare di vivo Plutone che fa quasi capolino dal Capricorno vi induce comunque a spendere un po' meglio la vostra attività sociale e soprattutto quella legata al lavoro. Curate bene le pubbliche relazioni perché oggi saranno importanti gli scambi professionali che avrete. Sagittario, la Luna oggi si oppone assieme a Giove e a Marte ai vostri gradi, è quindi una Luna che polemizza ancora su questioni legate alla logistica, alla famiglia, al patrimonio, all'eredità, ma soprattutto con chi vorrà rimanere con voi o chi vorrà evolversi, emanciparsi e anche staccarsi un po'. In questo democraticamente sarete pronti ad accogliere di tutto. Capricorno, la giornata di oggi prevede un Saturno che è sollecitato da Luna, Giove e Marte, quindi qualche ripensamento su qualcosa, insomma quella vostra coscienza molto lucida e chiara che ogni tanto chiede: ma siamo sicuri che è proprio così? E se siete sicuri dei vostri fatti, oggi ne avrete le prove. Se c'è qualcosa da aggiustare, gli astri ve lo sapranno indicare. Acquario, originali come sempre con questa Luna amica congiunta a Giove e a Marte, oggi esplodete veramente di energia, ma anche di affetto. Oggi sembra per voi un po' una fine delle vacanze, o cambierete luogo, o cambierete posto, o postazione. Insomma, una direzione nuova, logistica da dare non solo alla vostra azione, ma anche ai vostri sentimenti. Pesci, la luna di oggi è una luna un po' difficile, soprattutto perché fa vacillare quel Saturno retrogrado nei vostri gradi che risponde poco. Forse tra le certezze e le incertezze deciderete comunque di andare avanti. È un momento un po' di sospensione con degli astri in quadratura di questa portata, quindi abbiate un po' di pazienza e fiducia nel tempo.
Nei campi della Pennsylvania si vede salire al cielo il primo getto di petrolio. È il 27 agosto del 1859 e quel pozzo profondo 21 metri e ribattezzato Oil Creek è il primo a essere scavato col sistema del tubing, cioè utilizzavano un tubo vuoto all'interno attraverso il quale passa il liquido, spinto in alto dalla pressione. A congegnarlo pensa Edwin Laurentine Drake, che da ex bigliettaio di battelli a vapore si ritrova in poco tempo nei panni di un businessman miliardario. Prende forma così l'industria petrolifera. All'improvviso succede qualcosa di straordinario, senza alcun preavviso. Potrebbe essere vincere alla lotteria, incontrare una vecchia amica dopo anni o ricevere una proposta di lavoro incredibile. Gli inglesi lo chiamano out of the blue, cioè fuori dal blu, e descrive qualcosa che accade all'improvviso, senza alcuna previsione. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Man Ray, all'anagrafe Emanuel Randitsky, è stato un eccezionale artista del Novecento. Ha trasformato corpi e oggetti in opere d'arte, creando opere sorprendenti. È stato amico di Marcel Duchamp e ha tentato senza successo di portare il movimento Dada in America. Celebre fotografo per i suoi ritratti iconici, ha creato oggetti paradossali come il ferro da stiro Cadeau. Nel 1925 ha esposto nella mostra surrealista di Parigi insieme a Miró e Picasso. Ha avuto una relazione con la modella Juliette Browner, che poi è diventata sua moglie. Alla sua morte ha lasciato l'epitaffio disinteressato ma non indifferente, evidenziando il suo atteggiamento verso la vita. Ci salutiamo con la frase del giorno. La vita è una cosa spiacevole e io mi sono proposto di passare la mia vita a rifletterci sopra. E anche oggi l'appuntamento termina qui. Ci rivediamo domani per altri spunti, curiosità e matti da scoprire. Vi auguro una buona giornata.